Fumetti, cartelloni pubblicitari, ricette, manuali e perfino un trivial pursuit per scoprire le vie d'acqua del territorio e l'attività dei consorzi di bonifica. Al liceo artistico Modigliani di Padova, festa grande per la giornata finale del progetto Scuole, Acqua, Ambiente e Territorio, la scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua, realizzato nel corso dell'anno scolastico da Ambi Veneto, l'Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Sono 9 classi, 250 bambini da tutto il Veneto che hanno fatto cose strepitose, filmati, brochure, lavori interinali, certamente accompagnati dai nostri supporti, ma fa emergere una variabilità di progetti e di progettazioni di questi ragazzi che è il nostro futuro, che è una cosa bellissima ed interessantissima. Lavoro che poi resta sicuramente ai consorzi, alle scuole e resta comunque nel nostro bagaglio di esperienze per il futuro. L'anno scorso è stata una bellissima esperienza, l'abbiamo ripetuta, questo è il 4º anno se non sbaglio, e vorremmo ripeterla ancora perché credo che i bambini, i nostri figli siano il futuro del nostro territorio. Dobbiamo far capire quanto importante è questo territorio e soprattutto far capire che questo territorio è tutto artificializzato, c'è poco di naturale, anche se diciamo che è naturale. Ricordo sempre che nel Veneto c'è circa un terzo del Veneto è sotto idrovora, quindi è sotto il livello del mare. Quest'anno abbiamo lavorato su moltissimi progetti innovativi, diciamo, legati più a tematiche specifiche che i consorzi ci hanno dato. Abbiamo lavorato per esempio sulla costruzione di moduli legati, diciamo, alla produzione multimediale, quindi sempre in prodotti multimediali che però poi possono venire stampati e fruiti su diverse strutture. Possono essere quindi i PC, scaricare online i lavori e poi anche stamparli proprio su carta. I progetti sono per esempio la realizzazione di fotoromanzi, di cartelloni pubblicitari, di video clip, anche di piccoli cortometraggi abbiamo fatto quest'anno, e le novità sono dei giochi di ruolo della bonifica dove i bambini hanno proprio costruito le domande, il tabellone e hanno giocato costruendo proprio il gioco interamente da loro stessi, inventando le regole e poi applicandole con altri compagni. Qui abbiamo la classe quinta, alcuni rappresentanti della classe quinta della la scuola primaria di San Giorgio in Brenta, coadiuvati dalla maestra Bruna Geremia e della maestra Lucia Poiana, e quindi hanno lavorato ad un fotoromanzo. Abbiamo lavorato con loro, ma meglio che sentiate da loro. Sentiamo gli autori. Allora, tu come ti chiami? Mi chiamo Tommaso De Poli, ho 10 anni e insieme a Tommaso Ferronato abbiamo fatto questo fumetto intitolato CGE, Missione Roggia Cappella. Da cosa siete partiti? Siamo partiti abbiamo prima organizzato alla Lavagna Lim delle frasi che potessero entrare nel fumetto e poi abbiamo deciso dove fare i luoghi dove svolgere questa storia, e dopo siamo andati in gita alla Roggia Cappella di Galliera Veneta a vedere tutti gli opifici costruiti nel Novecento per documentarci e fare questo fumetto. Qual è la cosa secondo te più bella di tutto questo lavoro? Di tutto questo lavoro è che il professor Tommaso Ferronato ci ha aiutato a capire che anche se nell'antichità c'erano degli opifici diversi, l'acqua era importante anche oggi per la lavorazione degli opifici. Questo lavoro l'abbiamo fatto anche dal lato storico, perché conoscessero il nostro territorio, e quindi siamo partiti dal tempo del 1500, dove la famiglia Cappello era una delle famiglie più importanti e che aveva fatto iniziare la prima Roggia Cappella, appunto, che prende il nome da questa grande famiglia veneziana. Soprattutto perché la Roggia è un canale artificiale che è stato costruito, e noi abbiamo fatto tutto il percorso della Roggia con tutti gli opifici e siamo entrati, perché come il mulino Benetello ancora esiste e ancora c'è tutto l'impianto antico. È stata anche una scoperta. Loro si sono anche, qualcuno di loro, vestiti come gli antichi abitanti e hanno mostrato fotografato dove appunto c'erano questi antichi opifici e come si adoperava e si faceva la farina, il pane una volta, eccetera. Che lavoro ha fatto lei con questi ragazzi?
Allora, con questa classe in particolare abbiamo realizzato un video partendo da uno studio sulla pubblicità e sulle tecniche cinematografiche, sui vari generi, sul montaggio e il linguaggio audiovisivo, e abbiamo realizzato il video con 2 giornate di riprese fatte in parte all'impianto di bonifica grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica di Geppo. Che cosa avete utilizzato? Telefonini, altro? No, in questo caso abbiamo utilizzato apparecchiature semiprofessionali, quindi una macchina fotografica reflex, e poi i ragazzi hanno lavorato molto sulla sceneggiatura e molto sulla parte, diciamo, di edizione. Poi la parte di montaggio è stato appannaggio del formatore, cioè in questo caso mio. Però lo scopo qual era? Cioè arrivare a che cosa? Lo scopo era quello di comunicare attraverso una storia, quindi attraverso un digital storytelling, quello che è il lavoro dell'impianto di bonifica, in questo caso il funzionamento dell'impianto idrovoro e del motivo per cui è stato costruito e funziona nel territorio. Allora, voglio sapere i vostri nomi? Elena, Mila, Annalisa e Maddalena. Che classe, che scuola fate? siamo della prima A Parenzo, Rovigo. Da che cosa siete partiti? Siamo partiti dall'idea di far capire appunto alle persone che guardavano il video cioè l'importanza della bonifica di tutto quello che riguarda. Abbiamo pensato che siccome nei libri si parla sempre della bonifica dal punto di vista oggettivo, no? Noi ragazzi che invece abbiamo sempre pensato ai sentimenti, a queste cose qui, ci siamo domandati che cosa potesse essere stato per i lavoratori del passato lavorare, magari hanno conosciuto degli amici che poi li hanno accompagnati per tutta la vita e magari è stata un'esperienza bella anche per loro, quindi siamo partiti da questo. Che cosa avete imparato secondo te? Beh, intanto abbiamo scoperto che cosa c'è dietro a realizzare un film, un video, e poi c'è l'importanza della bonifica e queste cose qua. Avete utilizzato dei materiali che usano dei professionisti, no? Vi hanno spiegato come si usavano? Sì, sì, ci hanno spiegato, abbiamo fatto delle lezioni dove ci spiegavano come funzionavano i vari oggetti, le varie attrezzature, anche che non c'è solo, cioè noi quando guardiamo un film ci veniamo a chiedere solamente ma guarda che bravo quello che sta recitando, ma anche quelli che sono dietro la fotocamera sono bravissimi perché il montaggio, tutto il resto è una cosa veramente molto impegnativa. Ebbene, poi lo chiediamo a chi sta facendo le lezioni. C'è da sperare che questi bambini che sono alle sue spalle siano magari un po' più bravi di noi tutto sommato, no? Che abbiano più cura del nostro ambiente, che ha sistemi così delicati come stiamo vedendo in questo periodo. Sicuramente il progetto scuola per noi ha questo tipo di obiettivo, formare e insegnare ai ragazzi un approccio diverso a quello che è la gestione del territorio, ma soprattutto all'acqua e al vivere all'interno di un territorio che si sa ha delle regole per essere gestito, ma soprattutto è molto fragile. I bambini con il loro modo di comunicare, con le visite che gli abbiamo fatto fare, in realtà hanno tradotto in lavori molto interessanti, che possono rimanere sia per loro come esperienza, ma soprattutto anche per le classi future, perché l'idea nostra, l'obiettivo nostro è quello che siano i ragazzi ad insegnare ai ragazzi un modo nuovo di gestire il territorio. I ragazzi, i bambini sono anche molto empatici, no? Ci hanno raccontato per esempio che hanno cercato di mettersi nei panni di chi lavorava in quei territori, in quei posti, si sono addirittura vestiti come una volta, cioè sono proprio entrati nell'argomento. È una cultura che deve essere modificata, cioè i bambini facendo questo tipo di attività, questi laboratori multifunzionali che abbiamo proposto, in realtà si sono immedesimati su quello che era il modo di lavorare in quel tempo e il modo di fare la bonifica in realtà, e quindi sono entrati anche nella parte, quindi non hanno solo ascoltato una lezione, non hanno solo visto magari un'opera idraulica, ma hanno partecipato attraverso il proprio laboratorio attivamente a questo tipo di percorso.